Esiste una leggenda nord-europea secondo la quale, se poggi l'orecchio sul fondo stradale di una città, puoi arrivare a percepirne il suono più autentico, più profondo, più verace. E probabilmente, se poggiassimo l'orecchio sui ciottoli delle strade che formano il dedalo di vicoli del centro storico di Napoli, o sulle mura porose di tufo di Santa Chiara, o ancora sull'asfalto della periferia di Milano, riconosceremmo in maniera inequivocabile il sax di James Senese, che si intreccia con la chitarra del suo fratello d'anima Pino Daniele. È stato il fondatore degli Showmen con Mario Musella e dei Napoli Centrale con Franco Del Prete, e si è detto più volte che è stato per Pino Daniele ciò che Clarence Clemons è stato per Bruce Springsteen. Ma per comprendere bene il senso della musica di James Senese, andiamo a rileggere una dichiarazione estratta dall'ultima intervista che abbiamo realizzato. C'è qualcosa che, col passare del tempo, mi travolge. È come un'onda che non puoi fermare. Io osservo la realtà, la vivo, la confronto col passato e ne traggo musica. Analizzo quello che siamo diventati, esploro il presente con la memoria di ciò che eravamo. La vita, oggi, corre troppo, va veloce e va in una direzione che spesso non comprendiamo. E il problema è che non ce ne accorgiamo nemmeno più. Il progresso, invece di elevarci, ha finito per anestetizzarci. Abbiamo perso il contatto con le emozioni, con i sentimenti più profondi. La musica, per me, è un mezzo per denunciare questa perdita, per ricordarci che l'anima non può essere messa da parte. Tradurre tutto questo in musica non è stato solo necessario, è stato urgente. Ed è per questo che oggi abbiamo deciso di tirare fuori dai nostri archivi questo disco, il primo album dei Napoli Centrale. Se non ci conoscessimo, sono Corrado Parlati e ti do il mio più caloroso benvenuto su mentisommerse.it. Là fuori c'è un oceano di storie sepolte e noi siamo qui per portare alla luce tutto il bello che non vedi, perché l'arte è ribellione, è connessione, è memoria. Sono Corrado Parlati e ti do il mio più caloroso benvenuto su mentisommerse.it, a Rebel Magazine. E quando fai una composizione la fai perché tu sai perché la stai facendo, Certo, sì. nessuno ti può giudicare. Indubbiamente, Nessuno ti può giudicare, leva mano, non è così, capito? Perché si mangiano sopra, tu la fuori che mi fa. Che mi dice vicino a me, mi dice è bello e brutto, e io mi acceresso, non passiate qua. Cioè, io sono quello che sono, non perché è nata, ma la ITS, quello che sono, perché, perché sì, uno ha dovente qualcosa, No, ma io quando faccio una cosa io mi faccio vedere. di sensazione, di... Il primo album dei Napoli Centrale arriva in un periodo in cui una parte della città, quella più alla periferia, sta vivendo un grande processo di trasformazione, da area a vocazione agricola a periferia di città. Ed è in questo grande processo di urbanizzazione che Franco Del Prete, nativo di Frattamaggiore e batterista dei Napoli Centrale, trova linfa vitale, trova l'ispirazione per la scrittura di un disco che mette al centro quelli che James Brown, che anni più tardi riconoscerà in Senese un fratello durante un concerto all'Apollo Theater di New York, definisce gli out of sight, i fuori di vista. E già i versi della prima canzone, «Chio voi escio sol e chi è bracciante San Nicola che a bottiglie chi ne vina ogni giorno va a zappà». È una dichiarazione di intenti, perché Campagna è una canzone che racconta la vita dei braccianti, di coloro che lavorano la terra. La campagna infatti non ha più un'aura magica, quella della borghesia, ma viene raccontata dal punto di vista del bracciante, di colui che alla terra mescola il proprio sangue e il proprio sudore, senza divertimento alcuno. Il destino del bracciante, infatti, secondo la visione di Franco Del Prete e James Senese, non è poi così diverso da quello degli schiavi che lavorano i campi di cotone lungo la Black Belt dell'Alabama, in America. Le storie di dolore continuano nella seconda traccia, Agente Bucciana, una canzone che mette al centro il dramma di coloro che sono costretti per fame a lasciare la propria terra e a migrare verso nord. La condizione di queste persone, però, cambia poco. La stessa gente che non poteva più campà, muove in fabbrica a lavorare, e t'hanno stesso sangue e a salute, e in più si sente gente fernuta. La terza canzone, Pensione Floridiana, è uno strumentale in cui si ha il primo cambio di mood del disco e funziona perché l'orecchio, per qualche minuto, finisce per riposizionarsi. Giusto qualche minuto di tregua perché la traccia successiva, quella che apre il lato B del disco, è Viecchie Mugliere Morte e Creature, ossia è la storia di coloro che restano nel paese. Viecchie Mugliere Morte e Creature, infatti,
Sono le uniche anime ancora in transito in un paese ormai ridotto a carcassa dallo sviluppo industriale delle grandi città. Si migra verso nord, appunto, magari verso la Mole, come toccato ai protagonisti di Agente Bucciana, e lo si fa controvoglia, perché, se si potesse, si resterebbe volentieri lì dove le radici erano piantate. La fuga, però, appare l'unica via di salvezza. E dopo Vecchie Mugliere, Morte e Creatura arriva un nuovo strumentale che per James rappresenta un ritorno a casa. Vico I Parisse numero 8, infatti, oltre a essere il titolo della canzone in questione, è anche l'indirizzo della casa natale del sassofonista di Miano. In questo brano Senese omaggia l'intreccio di suoni, vite e storie che caratterizzava il vicolo dove è nato. Dal cuore più profondo della periferia arriva il brano più virtuoso ed entusiasmante del disco, interamente strumentale, in cui il sax di Senese è al tempo stesso linea guida e protezione. E l'ultimo brano, O lupo s'ha mangiata pecorella, non si limita a evocare un'immagine cupa. È il momento in cui tutta la semantica polemica del disco si mette in fase con un tempo dilatato e con una frase del sax che lavora come una lama che incide piano. Ciò che significa veramente è che l'oggetto non è più solo la violenza sociale, ma la verticalizzazione del dolore. La sezione cantata e le voci di strada sono il contesto acustico della città reale, quella non mediata dai giornali e dai dibattiti. Il finale, con il rientro calibrato da basso e batteria, è la chiusura di un cerchio, come a dire che non si esce da questo circuito. Non c'è catarsi alcuna, c'è solo la firma sull'atto finale. Pasolini, morto nel 1975, anno di uscita del disco, parlava di mutazione antropologica. Sosteneva che il progresso non stesse migliorando l'uomo, ma stava finendo per sostituirlo. Ed è questo il punto. James Senese, con i Napoli Centrale, ha tradotto questo concetto in musica lungo la sua intera carriera. Quando sostiene che il progresso ci ha anestetizzati, non sta facendo filosofia fine a se stessa. Sta fotografando lo stesso scivolamento che Pasolini aveva già identificato, ma lo fa dal basso, con il sax come sismografo. Ed è per questo che Napoli Centrale non è un oggetto vintage o nostalgico. È un disco che continua a risuonare, perché continua a misurare l'impatto della storia sui corpi, sulle vite reali, sui vicoli. La mutazione antropologica, ormai, dopo 50 anni, è già qui. James Senese, come Pasolini, seppur in una forma completamente diversa per linguaggio e per medium usato, l'ha denunciata prima degli altri e noi la sentiamo ogni qualvolta la sua musica attraversa la pietra e torna a scorrere tra i vicoli di Napoli. E per oggi il nostro viaggio finisce qui. Io ti ringrazio per essere stato con noi e ti do appuntamento alla prossima puntata. Prima, però, non dimenticare che da qualche mese sono disponibili le ristampe di 2 capolavori firmati James Senese e Napoli Centrale. Stiamo parlando di Yeshallah e Ngazzate Nir, un manifesto della loro produzione anni 90, pubblicate dalla Canzonetta Records.